Prova. Sì. Ok. Qua mi dice 0, ma non so il perché. Va bene. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Io, anche volendo ascoltare il consiglio del dottor Francesco ieri, ho visto dei microfoni a clippetta da mettere qua. Magari Ne escono anche 2. Mm. Poi vedo un attimino come sistemare il tutto sì. e vediamo di fare. Allora, questa sera, che la voce io non ce l'ho più, non ce la faccio. Facciamo. Poi Netflix, se ci vuole far vedere un trailerino della seconda stagione di One Piece, direi poco che i momenti, i tempi sono anche belli propizi. Allora, Oggi ho visto alcune storie di un noto nostro amico Fellone che in questo momento si trova qui. Ah! la cosa bella è che si sta facendo le foto negli stessi punti dove ce le Belle. siamo fatti a Giuseppe. Ah, quella ragazzi, prossimo step, viaggio di gruppo. Sì, fortissimamente sì. Anche con la gente calabrese. Seppur. Lo tiro per il pipe de oro. Ma parla un po' con datore lavoro, dai, Francesco. Oh, strano così. Qualcuno che scappa. Penso sia lui. Mi sembra la voce di Okarun. Sì. Comunque il Giappone di notte effettivamente così fa un po' paura. Sì. Noi passiamo per alcuni dialetti di notte già, ma non è il massimo della serenità. Vero, Noi eravamo rimasti qua. È vero, cazzo. Che è successo, signora? Ah, boh, stai tranquillo che fa paura. Fa paura. No, sì. Fa un po', fa suggestione. Ma come... Oh, si è No, incazzuto. le travi, signora, non mi sembrano il caso. No, signora... Lei è ancora incazzata. Molto. Buttala. Ma non la puoi liberare un attimo a questa? Fai... Ma Fatto. pure coi denti. Ecco. Madonna signora. Che inquietudine. Che seccatura. E io salgo qua. Ma lei è Madame Web? No. 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 Vabbè. No, chiedevo perché... È Spider Noir. È la Spider-Man. Era di te. Wow, quelle devo trovare, Giamma. Mo ci ho pensato pure io. Questo è il nostro guilty pleasure. Sì. No. Sì, effettivamente hai fatto un po' una tarantella con tutti sti capelli. Effettivamente però ha funzionato al momento. Però tu, frega cazzi, ti liberi. No, fermati. Aspetta. Fermati. Ma signora, però siete impizzate pure i fili pure nei denti, cioè che cazzo. Passai in mezzo. Sì, difatti gli ha dato proprio questa idea qua. Aia. Mo non c'ho più i capelli. Corri in avanti col pugno così a massima velocità. Sì. Vabbè. Ci si è liberata, ragazzi.
Si sta liberando. Tira cose. Pelata. E vede tutta stracciata. Sato nero. Pum. Ha dato la testata alla Dodoria. Madonna. Appizzata al muro. Sì. Però Dato bella botta. Cranio, Poi giustamente non è abituato. Eccolo qua. Turbo nonno. Buono, insegnaci qualcosa. Like a boss. Like a boss. Quella la dobbiamo prendere. Ma veramente vi servono le forbici? Usa quei cazzo di denti demoniaci. E questo è uno. Come si riattacca? È morta? Non penso. Così. No, è viva. E mai è stato introdotto. No, potrebbe essere pure che è morta. E poi diventa uno spirito, capito? così. Che lei effettivamente poteri non ne aveva. Una caccia di niente. La devo passare sul telefono. È molto bella. Dovete buttare il sangue voi. Dovete proprio buttare il sangue. Se mi trovo una persona simile di notte al buio e me la trovo davanti all'improvviso, io dico è finita. Che mi ricorderò di loro. A quel punto si gioca la carta finale, raffica di colpi a caso, forse lo ammazzi. Tu ricordi, nel mira, usa i piedi sono fortissimi. Ma difatti pure ad altri amici ho sempre detto sta cosa. Caso mai mi trovassi davvero, mi ci sono trovato con qualcosa di paranormale, ma non del non tutto aggressivo, non mostri comunque. Però se mi trovo tipo un demone come quelli, io provo fino alla fine, che tanto di base già sono morto. Tanto si fu, macci lo stesso. Quindi a chi Qualunque cosa, almeno ci provo a fanculo. Ha già morì, ma la capata a bocca te l'ha già. Con soddisfazione perlomeno. No, dai. Però, no, beh, loro hanno le abilità. Sì. Ma liberarla, giusto così. Oh, però è vero, c'ha le mani spiritiche. Sì. Oh no, vedish. Però. Tocca il limone. Mi inizio a fare una cosa, aspetta nel frattempo. Oh no. Oh no. Oggi aspetta. Potrebbe essere che la salva lei. Sì, per il fatto che la identifica come la figlia. Fa come la nonna ha fatto con lui. Gli puoi dare i tuoi poteri, capelli allungabili. Ecco qua, ok, ecco come acquisisce i poteri, ok. Vai.
E che skill gli concedi? Ah, No, ho buttato questo è buttare il sangue. effettivamente è un po' difficile da masticare. Buonasera. Poi Pierluigi, buonasera. Si deve fare per forza così. Ok. No, allora mettiamo sotto evento speciale quando ci vediamo una puntata o una serie. E facciamo il link col teleparty per seguirle insieme. Poi Sarebbe più evento di gruppo, più che speciale, però c'è questo. è speciale la giornata per alcune cose che sono successe, però. Fate sta fusione. Tutto bene per il resto, per Luigi? Non sono curioso. Stanno apparendo notizie per Luigi. Il 15 ci sarà un live stream da parte di Asus dove hanno praticamente spoilerato che Persona 5X, quello che ho portato anche io in live, sembra che forse finalmente stia uscendo al di fuori dei confini orientali. Stiamo vedendo stasera questa che vedi, l'immagine in live. È un anime su Netflix. È molto particolare ma molto divertente. Argomento attuale delle puntate: il protagonista ha perso i testicoli perché è stato maledetto e li sta cercando da altri demoni Che gli hanno rubato le palle. che gli hanno rubato le palle, in sintesi. Forse è la backstory della tipa. Sì, il fatto che ha fatto vedere l'altra volta che si aggrappava lì. Capiamo un po'. Che è successo, signore? Che non è lei. Questa è sua figlia, sua La figlia. figlia della signora, sì. Ok. Effettivamente la capa un po' Ma tu per rossiccia. diventare un demone così è successo qualcosa di bruttissimo, che noi vedremo adesso. Sì. Capiamo un po'. È una mamma single. Che lavorava. Dalla combinazione giusto un paio di giorni fa mi sono visto la vecchia serie di Berserk di Quintano Miura, quello sì. Poco da fa. Quindi si allenavano, mangiavano una vita bella, normale e tranquilla. Tu ti ammazzavi giustamente per farle vivere una vita tranquilla. E tua figlia ti voleva tanto bene. Io ho paura a quello che succederà a sta ragazza. Ho fatto uno squat felino. Dai la mano, balla, però l'ultima serie anime che ho visto è stata Hellgirl, anche quella mi è piaciuta moltissimo. Noi ce ne prendiamo giusto alcune però che devono essere un pochino particolari. Bimba, cosa ti è accaduto a te? Io ho paura di saperlo. Infatti la prossima già ce l'ho. Faccio vedere una mina, ti faccio vedere. I soldi scarseggiano. Però fai il regalo a tua figlia. Forse è la figlia in realtà. Forse la mamma muore. In realtà il lei resta plot da twistone sola. è quello. Magari è questo il Però senso. lei cerca sempre la figlia, quindi Sì, hai ragione in effetti.
Magari è morta la mamma e lei vuole diventare una mamma buona come sua mamma. Ogni persona ha i suoi gusti, per questo ci sono tante serie anime, molte di esse sono fatte per un pubblico specifico ed altri Sì. non piacciono. Ma come è giusto che sia? Infatti io amo One Piece, ma se qualcuno viene e mi dice odio One Piece, mi fa schifo, vabbè. Tanto io continuo a vedermelo, quindi. Basta che ti piace a te. Sì, e mi sono capitate persone sia su anime che su altro vogliono metterti in testa che tu stai vedendo una cosa sbagliata, ma se a me mi diverte, ma io perché ti devo stare a Lo so. sentire? Bambina, Ah, aglia, doveva i soldi alla Yakuza? ai. Ouch! L'ex marito? No, No, mi sa che la zia ha no. preso dei soldi in prestito, mi sa. Mamma mia, però. Non si può vendere la bambina, signore. Non so. No, già ma te la faccio capire subito. La mia situazione la sai? Vedendo scene del genere, Sì. sto un attimo a capire. Mamma, Purtroppo era mamma l'oggi che mia, sei lo sincero pure so, qua. lo so, lo so, lo so. Se ti vai a impelagare con certa gente, oggi purtroppo le conseguenze le sai. Ecco qua, questa è la parte che Questa ha era la fatto vedere sua. all'inizio. Quindi lei forse la figlia non è che La è figlia forse è morta, ancora l'ha viva. persa. Lei l'ha persa e che gli è stata Ha rapita. persa figlia. E per il rancore tutto si è trasformata in un demons. Una persona poi, molto strana. Carmine Deccio, è là, è là, è là. Non so se stava a Era lui, Pacino, era però lui. faccio un po' presto. È stato fatto un po' prima che andasse il Ah dottore. no, tu dici? Sì. Quindi tu mo qua. Mamma No, è andata via, quindi tu sei morta mia. Stacca la maletta. e sei diventato uno spirito vendicativo. C'è da dire che pure in Italia, in quanto... Sì. Ho fatto dei piedi, mi fa un po' senso, mi dà fastidio, non so perché. Mette quel dito sto strano. Ma tu parli di quella illegale o di quella che fanno le banche con quei tassi di interesse? Che poi là ci sarebbe pure un attimo da capire meglio le cose. Ah, ecco perché ballava, giustamente, che ballava con la figlia. Complimenti, signore. Ha un flow. Però io ti faccio capire il contesto della mia frase, anche perché comunque è tanto che ci frequenti. Conosco una persona che abita proprio in Giappone e non sta passando un bel periodo, quindi vedendo quello che può accadere, eh, quella delle banche è legale, può non piacere, ma almeno è legale. Io parlo, no, no, la battuta la stavo facendo pure io per quanto possibile su quello non legale, però per i prezzi che hanno alcune banche capisco sicurezza, trasparenza e tutto, però Quindi lei poi giusto. Quindi, poi è successa sta cosa. sì, che lei ha cercato la figlia ovunque e ha Esatto. incontrato lei quando era Però sì, piccola. lei non si è manco curata. Cioè, come fai a. No, e lei è come Ormai è impazzita, devo andata. trovare mia figlia. Perché la mamma era morta. Effettivamente, mo ci farà vedere dove è andata e che fine ha fatto. Buonasera, Reagan. Oi, Regen, bonsoir. Ed è diventata spiritozzolo.
Ecco qua, a posto. No, fermati, fermati. Buonasera. Il vero King. No, io è uno dei tre. Mo sa da capire quale dei tre è. Non Ci può, saprei. ci può dare un indizio? Anche perché uno dei tre io l'ho chiamato in questi giorni, ma era dolcemente occupato, quindi non l'ho voluto disturbare. Siete tutti e tre simpaticissimi. Toh, l'ha già fatto. Non è un indizio valido questo. È una bella sfida là. No, è una bella sfida. Puntata 7, Regan. Puntata 7. La donna dai capelli lunghi si è fusa a ragazza cattivella coi capelli rosa. Ah, aspettate, che io poi ho fatto il link, ma non l'ho copiato in live. Se qualcuno si vuole unire, account legale Netflix e entrate tranquillamente. Per tutto il resto ci pensa il vero King. Tanto è il più ricco, l'ha detto lui, l'ha detto in live, quindi contento lui, contenti tutti. No, molto figo. Ma la backstory è stata un attimino bella piena. Signor King, ma io domani la posso chiamare o è occupato? Però tu ci devi far vedere lei che fine ha fatto, perché sennò... Così, se non ci tornano più, mi sa che si deve pensare solo al peggio, purtroppo. Però di base ha dato l'anima per far riprendere la ragazza perché Sì. comunque l'ha conosciuto. Fra 3 giorni al calar del sole. Quindi per 3 giorni di sera. Ok. Va bene. Ci sentiamo fra 3 giorni. Quindi oggi è martedì, faccio, lo dico in live così mi regolo. Mercoledì, Quindi, giovedì, venerdì mercoledì, sera. giovedì sera, ore 19 va bene per lei? Che se poi non mi rispondi, c'ho una live che attesta il mio tentativo. Ma tu questa serie l'hai vista, signor King? Di cui non farò il nome per ovvi motivi. Lui è il vero. Lui è il vero King, punto. Diciamo che da un lato, se io sono qui adesso, è anche grazie a lui. Quindi, Allora, certo. mette un secondo pausa. Aspetta, scena extra. No, è partita già la Ah, prossima. ok, ok. Andiamo un secondo. Prego, facci tutto. Io l'avevo provata, un attimo che c'è, non so se sentite il cane, quindi... C'è il cane di mia sorella che nel momento in cui il dottor Mano prova ad uscire dalla mia stanza inizia ad abbaiare di continuo. Vabbè, tanto dopo la live di ieri con il concerto neomelodico, ragazzi, ma se non ci sono problemi. Che poi ho nonostante il concertino giù sia finito, hanno continuato ancora per un bel po' poi. Fatto. A posto. No, capita, capita. Se ne va sta bestia, mo. Domani. Ringraziando a Dio. Speriamo all'inferno. No, torna a casa. Nelle fiamme. No, torna, non ci sono fiamme da mia sorella, quindi... All'inferno sì, però. Ma non deve andare Ah, ma ho all'inferno. visto la casa che... Vabbè. Con l'open bar non si... No, No. ma hanno continuato fino a quando Gianmarco non se n'è andato e anche un pochino oltre poi.
appena fatto un po' di open bar. Ah, vabbè, mo c'hai 2 pietre, no? È vero che partiamo dalla loro conoscenza. Noi questo l'abbiamo scoperto settimana scorsa, così non sapevamo che fare, vediamocelo, ma ci ha preso subito. Ok, il link sta funzionando a posto. Sì, ma mo lo sai anche tu. Non litigate per piacere. Lui sì. Tu però da sfigatello ti trovi in casa con nonna Milf Super più che è quello che è. Le due più carine della scuola e continui a dire che sei lo sfigato della situazione e c'hai i poteri demoniaci. Quindi Sì. ancora con questa storia. Sì. Ok, caccia il tuo potere. Fare una canzone di persona Ma poi sono sotto. spaghetti infiniti, ti posso fare pure io. Ok, va bene. Peccato per le palle. Vabbè, al momento è monopalla. Una l'ha trovata. Solo come si attacca? Un po' di vinyl Forse con sì. la ingoi e ti Il esce Maron, dentro? sì. Ma giustamente ha detto che sei giovane. È vero, signore, effettivamente. È tornata. Tu sei buono, lei è cattiva, punto. Ma lui è... Vabbè, signorina, veramente lei... Ma Boh, vuol dire che Damon è bella, però le palle almeno facciamole tornare per quanto possibile. solo lei, c'è problemi. No, signorina, non... Vabbè, non è Twilight. Anche lei si è innamorata, giustamente. Capito? Ma tutti Ma quanti. posso essere sfigato pure io così, niente. Ma c'hai pure una C'ho palla. pure gli occhiali, c'ho. Ho capito, ma se in Giappone tutti gli sfigati sono così, mo cerco il modulo e faccio la richiesta per la residenza. Scusatemi. Ecco, le palle sono due. No. Abbiamo la prova. Notizia? Posso far sapere domani? In Servirebbe... mattinata presto. Servisse mo, in realtà.
Ecco la palla. Come reinseriamo la palla adesso? Che sta combinando? No, ma stanno a giocare a baseball con la sua palla. Ma non è una bella cosa questa. Vai, Turbo Nonna, vai. Capo papà. Ecco qua, ecco come si rimette una palla. Easy. Sarà stato un dolore. Va bene. Fai un attimo un check. Ho recuperato una palla. Missione compiuta. Benissimo. Ok, ma un problema ce lo siamo risolti. Va. Ma l'altra palla dove sta? Chi ce l'ha? Questo secondo dovrebbe essere il ragazzo che si vede nell'intro. Cos'hai da fare? Vuoi vedere che l'altra gli ha chiesto di uscire e mo li vede parlottare così di Questa è nascosto? torre un pompi comunque. Pompi arancia. Beh, Ecco, ci vedi tenevo subito solo a a pensare, sottolineare. ma Ho Pompi arancia. capito. Arancia marca Pompi. Voglio. Dai, beccali. Oh, ecco il momento. Ah, cosa? Perché lei è sdraiata e lui è sopra in questa posizione qui? Che sta succedendo? Scusate? Oh, Ti piace lui? Ammettiscilo. Ah, si nascondeva per allenarsi. sì. E come c'è finita lei sotto? No, stava Allenamento scivolata. avanzato? Chi stava scivolando? Ok. Ah, si è messo i pesi come Goku. Ottimo. Sento che l'ultimo che ha fatto questo è diventato pelato e con un cazzotto ti butta Bravo. giù. Attento, eh. Bello perché gliel'hanno detto in tutte le salse, non è un demone, però lei è convinta. Ecco, ecco. No, Allora, così è un po' no, esagerato, un po' esagerato. no, ha bloccato il limone. Ma lui deve accettare però Che che chiede?
toccare l'età. Mi sembra, vabbè, Obbligati? No. 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 Ecco. Hai visto il pornazzo? Hai visto? Cioè uno non può stare a scuola e allenarsi che rischia di essere toccato in Giappone. Ingrassata, no, che ingrassata. Vabbè, sì. In parte, sì. Oh, l'articolato. Quindi effettivamente era quello che sembrava, Sì. però in un modo diverso. Ok. Siamo pure a scuola. No. Seppure quell'attimo voleva fare il pensierino, no. Fatto niente. Fatto niente. No. No. Però tu non gli hai detto niente, ma è inutile che ti arrabbi. Sì, ma lui si stava allenando per i fatti suoi. Torniamo al concetto No, vabbè, base. Ma c'è i pesi. Sexto sta polso. Ci dici pure tu che ti piace invece di fare, Dalle uno di quelle di guarda, controlla cosa sono e trovi che sono pesi per fare gli esercizi. Ah, pensavo ai succhi, perché quelli sono Succhi pompi. pompi, là quello era... No, nel momento del pompi. Avevo detto la Pure io, capoccia sì. giapponese, ho detto che cazzo è? Vabbè. Complimenti. Mm. Però non gli rompete il cazzo. Oh, ha spaccato. Tu sei lo spirito della capocchia. Poi però pure mentre studio, Cioè, aspetta. teoria non penso lo puoi fare. Poi c'ho ottimi voti, continuate ad andare bene i Va bene, professori sì, a sto questo sì. punto. Mm? Acqua? E non c'è nessuno in classe. Ecco qua. Che cosa è successo, mo? Nonna? Oh. Freddy Krueger sei tu? Ancora. Non c'è, Ah, siete stati nell'ultraterreno mondo senza di me, tutti e due. Ah, no, sta qua, ok, Eccola perfetto, qua, ok, sta qua. c'è pure lei. A posto. E tutti quelli che hanno poteri sono rimasti qua. E chi cacchio è mo questo? Non si va a vedere, questo è veramente lo spirito della canocchia. Spirito acquatico. Che ha fatto pure, ma non so se era un effetto grafico quando ha dato l'urto al righello. Però c'era un attimo una cosa che ho detto, ok, guarda, addirittura. Così?
Si canocchia Salve. lei. La danza del cigno? Sembra davanti di una barca. È il mostro di Loch Ness? In una scuola. Nei corridoi. Eh. Uh, Però lui sente. Lui sa. Aspetta che gli arriva. sì, Aspetta però un attimo. quest'onda è incredibile. Aspetta un attimo. Vabbè, acqua sovrannaturale, Gianmarco. Ecco, si è attivato. Ma tu sei Godzilla, oh. È un po' Godzilla, lo è. No, no, non fare. Lui manda sonar, lui manda indietro. Devi sapere che tu sei lì. Tiri fuori Merluzzi adesso? Mi sembra un pochino esagerato. A me, modesto parere mio. Ma che cazzo sta succedendo? Lui quando sente del movimento manda e si attira tutto da quel punto in poi, mettiamola così, nella zona. Sei una bestia un po' particolare. Ma non è sola, c'è dell'altro, non è solo lui. Fatto bordello. No, tu mo devi cacciare il potere. Ecco. Ha rotto la minchia. Sì, è Laura. Sì. E non solo quelli. Non penso sia la situazione ottimale per farlo. Anche perché cade gocciolina, Sì. lui sente morti. Oh? Chi cazzo sei tu? Scusa. È grande. Questi sono tutti animali marini. Ma Chiquita la banana per caso? A rompere la minchia. Ecco. Oh no, Come? no, un'altra volta loro no. Non funziona quello. Funzionato prima, ma non funziona. Ma da dove siete usciti? Quindi è qualcosa di alieno. Che poi alieni e Sì, demoni alla fine è la bene stessa. male, sì. Dai, cacciabilità, dai. Infatti sì. No. Ancora con sta banana, ancora. Ma c'ha pure una palla soltanto. Ultimamente un video di merda però, È magnifico, addirittura.
Così loro possono dotarsi della banana suprema. Ecco, appunto. Signorina, può attivare un piccolo boost? No, ma ti devi attivare il nuovo PG, perché sennò c'è un problema. Che cazzo? Mm. Allora, dovete chiudere ste patte voi, perché... Giustamente. I Oh, capellis. Tornado? Ma è un Beyblade! cioè, giustamente se Turbo non usciva da lui, da lei... Ma c'ha... Come cazzo? Che ha fatto quella... Ah, si chiude. Ok. Quindi sono tipo stand da JoJo, mettiamola Però si così, fondono allo si stand. fondono con i demoni. Ma Bene, ok, gradiamo. ci Bella la garba, skin, ci piace. ci piace sta cosa. Nemo balla, si allunga il pelo. E tira ceffoni con i capelli. Va bene, va bene. Gradevole. Allora, nel frattempo, noi prima di switchare il gioco, Regen, Pierluigi, il vero King riceverà poi qualcosa direttamente. Ci siete ancora? Mentre vediamo Nonna Gatto, Turbo Nonna che fa amicizia. Ok. Regen, rispondi solo sì o no per il momento ad una domanda. Tu hai Steam? Vai, è il momento. Sì. Ok. Allora, appena finisce qua, dobbiamo fare un attimo una cosa prima di cambiare gioco. Dai, dai Tiserino. Ma poi stia lì, non potevi venire a durò così freddi. Cioè, vai là, trovavi un membro considerevole. Però ce ne dai un po'. Ok, anteprima. No, e mo ti dovresti rendere conto che sei anche tu mezzo mostro. Ah, fusione. Quindi, Ah, poi i nemici si fondono puntata anche loro. acquatica. Vabbè, su demoni. Ma erano Allora, tutti in costume. dobbiamo fare un attimo così. Prego. Dobbiamo fare un attimo una cosa. Allora, sul desktop. Allora, perché visto che la giornata è stata un attimino Impervia. impervia, no, è stata proprio una rottura di cazzo, già, ma non è stata impervia, problemi dietro l'altro, uno dietro l'altro, casini. C'è stato anche il terremoto qua stamattina, quindi non è stata una giornata piacevole. Regen, scegli uno di questi titoli, a prescindere dal fatto se ti piace, non ti piace, conosci qualche amico a cui potrebbe piacere un titolo simile. Tu mi devi dire uno di questi nomi. Guarda, te li faccio anche più grossi, aspetta. Ecco qua. Vai, Regen. Guarda, tranquillamente, mentre io cambio le cose, eccetera, vedi Analizza e tutto. prendi il Vedi giusto tutto. tempo.
No, allora Bounty Hunter l'ho giocato, è vecchio stile perché è un gioco vecchio, è una riedizione questa, però non è del tutto male. Io ti posso consigliare, se a te piacciono gli RPG, il primo della fila in basso sulla sinistra. So che è molto bello, io ancora ci devo mettere le mani sopra. Quello in alto a destra dovrebbe essere un Metroidvania, se non mi sbaglio. Io c'avevo la fascia pomeridiana il pomeriggio col canale. Per Luigi ne devi scegliere uno anche tu se hai Steam. Poi vi dico il perché. Intanto inizia a cambiare. Sì, quello dico per Luigi. So che è un gioiellino, però ancora gli devo mettere le mani sopra. Se ti piace puoi anche scegliere quello. Ok, ok. Allora. Allora, devo fare così. Perdonate, ma una cosa che stavo pensando da in parte prima della live, ma non ho avuto modo di farlo. Mi sto facendo tutto in tempo reale. Ultros. Polto. Ok. Bella scelta. Io prima facevo, soprattutto all'inizio del canale, live tutti i pomeriggi, dalle 5 alle 19, portavo solo titoli così. Allora, Settone, sei arrivato al momento giusto. Ciao Setti. Allora, a parte Eiyuden Chronicles e Ultros, mi scegli uno di questi giochi che vedi a schermo? Ma io non avevo mai visto questo pulsante. Ma io potrei bussare qua, ma non busso. Non busso. Sì, non so se mo funziona perché... No, ma è disabilitato, però, capi? Sì. Corpse Keeper. Allora, datemi un attimo soltanto. Vediamo che cos'è. Ok, è molto particolare, settone, molto particolare. Allora, non lo posso fare in tempo reale perché credevo di averli già sbloccati, ma vedo di risolvere quanto prima. Mi prendo un minuto per darvi un annuncio sia personale che per il canale. Oggi è accaduto una cosa, da qui c'è il titolo con una parola censurata, perché oggi è accaduto qualcosa di importante. Quindi, volendo festeggiare, nonostante la giornata non di merda, ma poco di Per più, merda. nei prossimi giorni vi mando tramite messaggio privato il codice del gioco che avete scelto. E sono tutti e tre da Steam, quindi basta che avete Steam. Perché questo? Allora, ricordo inoltre, Luigi, mi sembra doveroso e giusto sia sopportare, voi non è che dovete essere voi a supportare me, sono anche io che devo essere devo supportare voi, perdonate, ma la giornata è stata tremenda. Mi sembra giusto ringraziare chi spende del tempo con noi. Gianmarco neanche sapeva sta cosa, ma penso che è d'accordo con quello che ho fatto senza problemi. Ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda il canale a breve. No, non chiudo il canale, anzi, molto probabilmente verso la fine del mese c'ho da farvi un annuncio importante. Elimino le esclusioni, non mi sposo. No.
non ho una Non divento malattia donna. terminale, non divento donna, non mi trasferisco, non faccio niente, ma è una cosa dove spero in futuro possiate centrare anche voi. Tutto vi sarà chiaro. Non vi preoccupate niente Vi voi sulla chiedo, vi finanza. chiedo solo un po' di pazienza se risulto troppo misterioso, ma pure per scaramanzia, meglio non dire niente. Però l'ho già detto ieri e ne approfitto per ridirlo anche per Setti. Vi lancio un indizio di quello che potrà essere il futuro. Setti, io rimetto in live anche per Pierluigi e anche per il futuro. Questo è il mio link di Instant Gaming per la vendita di giochi digitali. Punto. Se volete comprare qualche gioco e ci volete supportare, usate il codice questo qua. Non ho mai pensato che avrei fatto una cosa del genere in vita mia, quindi metto pure contenuti promozionali, così Twitch non ci rompe i coglioni. Restate in ascolto verso fine mese che c'ho cose da dirvi. Punto. Adesso mettiamo il gioco. Quella merda. E posso soltanto dire che la burocrazia italiana è bella, ma è lunga e difficile. Tediosa. E ci sta facendo due coglioni così. Soprattutto. Setti, ieri siamo entrati nella stanza 46. Sì, No, sì. voglio dire, Setti. Al giorno 77 il gioco è stato completato. Almeno la trama principale. Poi ma adesso ci restano altri 8000 Ora devo fare cazzi. solo un paio di fatti. Tranquillo. Tranquillo. Ah, giusto per dirvi da dove vengono queste chiavi, non ho rapinato nessuno. È l'Humble Bundle di questo mese. E quindi riscatto i giochi e sono miei. Cioè, Io li voglio regalare in live. Punto. Ok. Principe di merda è tornato. Settone, ti sei perso gran finale. Momento proprio di silenzio generale. Mamma mia. Mamma Io non mia. avevo visto neanche che avevo creato il corridoio. Io avevo creato l'entrata, ho trovato la stanza della leva. Abbiamo messo la hallway che ci sblocca tutte le porte nei corridoi. Avevamo tutto fatto, io non me ne ero neanche accorto. Allora, giorno 79, qua ci dice. Perché poi abbiamo iniziato un'altra run ieri sera. Dopo il finale. E già c'è uscita una stanza nuova. Niente, ragazzi, è un piacere. No, l'ho detto, a me piace dare quando mi è accaduta una cosa buona oggi, pure per stemperare un pochino l'animo perché ho urlato tutto il giorno e mi sono incazzato come una bestia, non per cose di pese né da me né dalla mia amica barra collega, però penso che un po' di male si bilancia con un po' di bene. Io già la volevo fare sta cosa da un po' di tempo, ho detto colgo l'occasione e la faccio adesso. Se tu non la posso ancora dire, tu già sai qualche mezza cosina, ma ti volevo già contattare in questi giorni, che tu lo so che non ti fidi di me perché il tuo allievo preferito è Gianmarco. Ah, ci ha messo l'elenco dei trofei all'ingresso, c'è sempre stato e non l'abbiamo mai visto. No, non c'era. Ma scusa, noi ieri abbiamo finito col freezer. Sì, sì, Perché se c'era successo qualcosa e avevamo 54 monete di partenza, c'era un problema. c'era un problema per il gioco, perché noi poi compriamo tutto. Io prima di iniziare il live su sta cosa di cui vi parlo, per questo c'è il titolo con una parola censurata. Non ho visto un porno lungo, è che c'è una parola censurata. Gianmarco, prima di andare in live, io ho parlato di Setti riguardo quella cosa che devo annunciare. Sì. Quindi Setti, già sei nei pensieri. E anche un bel po'. Sto aggiustando prima tutte le cose, ma se non questa settimana, ma settimana prossima ti chiamo e ti accenno un attimo alcune cose. Però ci devi mandare foto Pipu. Se ci mandi foto Pipu, sì, se no no. Fa Catine stasera, non ho capito. Se tu, se sta cosa va bene, la cosa che ti dissi l'altra volta della vacanza resta ancora valida. Io vengo dove sei, ti prendo e ce ne andiamo qualche giorno da qualche parte. Punto. Allora, Giamma, noi ma come obiettivi ci sarebbe, ci sarebbe
Che vogliamo fare sta run? Che vogliamo provare a fare? Allora, Gianma, noi abbiamo una serie di problemi Sì. qua che non sappiamo come uscircene. Allora, facciamo una somma di tutti i nostri problemi. Tanto mo la villa è nostra, cazzi nostri, facciamo quello che vogliamo. Allora, noi qua ci abbiamo. Noi qua ci abbiamo. Un problema. Abbiamo un problema grosso qua. Noi l'abbiamo aperto, siamo felici. Mo, problema numero uno, anzi sottoproblema uno. Mimo mi viene da pensare, non è che forse il primo lo dobbiamo togliere da qua per metterlo da un'altra parte per sbloccare gli altri? Perché se tu mi vuoi far capire che servono questi, ok, ma non è che l'hanno portato a qualche parte. Per me ci può stare. Raro un fizz. Allora, mo sull'infizzarlo da qualche parte, già, ma questo mo... Riproviamo il computer. Proviamo un attimo del PC. Allora, abbiamo sto PC con la password, ma non sappiamo quale sia perché ci manca la parola. Ma la password era ruota, quindi Marosi diceva fatto ruota B, ruota C, non possiamo stare qui fino a dopodomani. Quindi, ecco, facciamo gioco forza senza che andiamo a vedere nella soluzione e ci dite vai di qua e vai di là, come abbiamo fatto per l'altro enigma. C'è qualche anima buona che ci dà un indizio, dice guardate, però forse nella stanza dove girano tanti soldi c'è un indizio. Allora noi possiamo pensare che è l'office e ci impostiamo una run su quella. Possiamo aprire il telefono e trovare la soluzione in 2 minuti. Non c'è divertimento. Ciceronateci. Quindi risolviamo il gioco insieme. Password 1, aspetta. No, niente. Poteva funzionare magari per lui. Questo visto l'icona, visto quello che fa, tu dai computer noi possiamo collegarci una volta soltanto agli altri PC, magari trovando la password da uno ci possiamo collegare sempre a tutti. Palle. Non credo sia palle. No, neanche questa. Non è questa. Oltre a questo abbiamo la scacchiera giù. 7-8 kg di cassaforti in giro più... Ah no, sono 7 kg e un quarto, perché c'è anche la piccolina da aprire. Sì. Basta sono un Kickstarter. Vabbè. Senti, no. Hai detto una bugia. Quindi qua dobbiamo capire un attimo cosa fare. Qui dietro che perché se tu fai sto potenziamento qua dietro che cazzo c'è? L'avevo capito. Sì, sì. Pure qua, no? Ma non abbiamo neanche trovato un indizio in casa. Ne abbiamo trovato quella figura che sembra questo. Ah, altra cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo risvuotare il reservoir. Il lago per il laghetto per le casse e la chiave della stanza numero 8. Sì. Allora, quindi abbiamo di mettere la pump room in questa run. Anche freezer e fornace o freezer e sauna. Allora, in questa run, in questa serie, potremmo iniziare a fare proprio la combo o pump room. Parlando di Kickstarter, per quello che era Unveiled. Che gioco è Setti Unveiled? Aspetta, sto nome mi ricorda qualcosa. Ah, è il gioco di Setti. Si chiama Unveiled. Ah, va bene. Va bene. Cioè, tu... No, allora, mo Setti... Capita, facciamolo. Setti. Va bene. Perché io con questa cosa che mi hai detto... Adesso e io ti devo chiamare domani. Non ti devo chiamare tra una settimana. Vabbè. Settone. Va bene. Allora, noi cerchiamo di mettere la pump room e con quella cosa che ho detto prima, guarda come gira bene, va perfetta. La pump room. No, la pump room è il messaggio di Setti. Sono confuso, fai bene. Sì, confuso. Setto, oggi confuso, ma credo che mi è venuta un'idea su quello che sto facendo. E io devo parlare a Setti di una cosa del gioco che sta facendo, dico proprio la verità, e voglio vedere che ne pensa. Tu mo mi hai detto questa cosa qua che combacia con quello che ho pensato io. Se io e te domani ci dobbiamo sentire, punto.
Gioco procede bene, per testare stiamo facendo una campagna di D&D con i nostri PG e storia per vedere se funziona. Settone. Io sono doppiamente felice perché idea che mi è venuta adesso, muto un attimo per dirla a Gianmarco. Setti ci dobbiamo sentire assolutamente domani, però un pochettino 19:20, giusto una mezz'oretta, non ti rubo tantissimo. Ok, se vedi che mi dimentico che ho una bella giornata piena anche su sta cosa qua, verso quell'ora chiamami, vecchio, e dimentico le cose, quindi. Quello che piace a noi. Quindi capita ancora di più a fagiolo. Vai, Seth, bravo, Seth, bravo. Bravissimo. Continua così, piccolo pusillanime. Così. Allora, Noi possiamo fare. No, proprio, ma proprio così, guarda. forse però anche le chiavi non è male rispetto alle stelle. Però Le vai, chiavi? magari anche stelle in realtà, sì, è piacere tuo. Che questa dobbiamo mettere i corridoi, questo va più alla No, fine. vabbè, Qua certo, almeno è ci normale farmiamo le stelle. che ci vuole del tempo, è No, normale. se tu, ma vai proprio tranquillo. No, non ti preoccupare proprio. È l'opposto della notizia che ho letto oggi. Oggi è uscita la notizia che secondo chi ha prodotto Expedition, per fare lo stesso identico progetto Da in Ubisoft. Ubisoft, Sarebbero voluti 10 anni. no, ci sarebbero voluti 25 anni. Ah, 25 anni. Però Non lì sarebbe 33. stato un discorso di non saper gestire le cose da parte di Ubisoft nel non valorizzare i suoi talenti, però ottenendo non questa qualità qui. Non sarebbe uscito così. Hanno rischiato, hanno fatto bene. Se tu di cose piene, di spazzatura, perdita di tempo e giochi soprattutto, che è quello che piace a noi tutti, vuoti e copie di altri giochi, già è pieno il mondo. Fai il tuo gioco. No, se tu 25 anni no, Non credo, senti. sicuramente no, ma questo senza ombra di dubbio. Il principe però sta mettendo stanze di merda. Sì, oggi sì. Si sta impegnando proprio per far cacare. E ieri è stato sconfitto, quindi E tanto mo ci interessa fare altre cose, quindi per il momento supa. mettiamo breakfast nook di qua. Getti altro, non c'è niente. Magari arrivando verso le stanze in alto ci appare qualcosa di nuovo. Anche perché, mamma mia, però, principe. Che cazzo, no, non me la brucio un'entrata della drawing. Guardiamo un attimo qua. Queste sono tutte le stanze. Qui le abbiamo prese tutte. Qui le abbiamo prese tutte. Qui le abbiamo prese tutte. Qui ce ne manca una. No, la Room E la 46. Room 46 però ce la segna qui. Non è che magari potremmo fare qualcosa? Chi lo sa. Queste prese tutte. 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 No. Ci manca una gialla. Ci manca uno Sarà... shop. È forse uno di quelli là nuovi, che anche quell'altro là era uno shop. Sarà un altro shop Prese nuovo. tutte. Prese tutte. Prese Tutto a tutte. posto. Tutto a posto. Ok. Manca una. Sarà uno dei figli del... Ah, se tu mi sono sporcato le mutande. Mannaggia, Bravo, sì. mi capita quando ricevo un certo tipo di notizie. Tu tanti nomi potevi fare, hai fatto quello, se tu. Ma mi devo pure andare a cambiare, senti, mannaggia. Ah, se tu c'ho io una buona notizia per te.
Questo penso ti piacerà. Buona sedia, quello. Poi quello, buona sedia. Quello, una domanda. Posso fartela? No. Ma può pure dire di no e non gliela faccio. In un paio di anni siamo tutti giocati, ma bravi ragazzi, crescete con madre belli, sani e forti. Quello tu hai Steam? Mamma mia, Questa è principe. buona, Questa veramente. però ci ricollega un pochettino sotto e ci fa uscire la pump. Male Sì, non ce è. l'ha. Ok, allora. Shh. A parte il primo della seconda fila in basso partendo da sinistra, il terzo e il quarto, quindi dalla fila in basso puoi solo scegliere Star Wars Bounty Hunter. Dei 5 giochi che restano, dimmi un gioco che ti piace. Almeno mo con la Pump Room già possiamo vedere di prendere la chiave quella là che già abbiamo sbloccato la cassa. Tutte le chiavi che ci farmiamo qui ce le facciamo, però il problema è che là sono 8 porte e noi abbiamo una chiave. Può essere che è riutilizzabile, magari. Della seconda fila solo Star Wars, Bounty Hunter. Ok, thank you so much, Setti. Buonasera, papà. Papa, buonasera. E dalla prima tutti, sì. Sì, È vero, c'era Lucione stasera. C'era il Lucione all'Eurovision, come lo recupero. ok, allora, Papa, tra tutti i giochi che vedi a schermo, al di fuori, prima fila, in alto Amnesia, Secondo e dalla seconda fila, no, aspetta, fermati. Sono 8 giochi, togli Amnesia e dalla seconda fila il primo, il terzo e il quarto, scegli uno dei titoli. se c'è Steam. Se hai Steam. Se no, no. No, mi ero dimenticato il dettaglio principale. Sì. Allora, un attimo che sto andando qui così non mi confondo. Io l'avevo anche iniziato Amnesia, questo qua non ho avuto il tempo di completarlo. Ok, allora. No, no, allora io mo spiego tutto e mi se... Quindi è la tua scelta? È la tua scelta perché già ce l'hai o perché lo conosci e ci vorresti giocare? Sto facendo un piccolo sondaggio, facendo delle domande ad alcune persone in live e mi serve il parere su una cosa. Gianfranco, mi passi l'olio. Settone, Settone. vai a riposare e ci sentiamo domani. Buonanotte, bello. Ok, allora, te lo faccio capire, ma non te lo faccio capire. Se tu ad esempio ricevessi adesso una chiave di questo gioco, ti sarebbe utile oppure no? Se la risposta è no perché già ce l'hai, scegli un altro titolo. A me no, quindi non ci sarebbe problemi nel ricevere questa chiave qua. Ah, perché... Ok, Ultros. Ultros già è stato preso. Perdonate se è fatto così, ma è una cosa nata mentre ero in live. Ok, a posto. Sì, tipo scambio di figurine, mi piace sta cosa. Ok, allora, Ultros possiamo fare così, facciamo il cambio. Facciamo il cambio senza problemi. Allora, prendo Regen.
una delle cose, ma adesso vi spiego tutto, mi salvo il tutto qui così non mi confondo e non faccio errori. Questo Reagan e Ultros Papa. Allora ve la riassumo brevemente perché ne ho già parlato prima. Allora, il titolo che vedete nella live è censurato di proposito perché è accaduto qualcosa di molto importante oggi. Una cosa che per la fine del mese e che già ho accennato a chi segue un pochino di più il canale, ho già detto, ma ci saranno delle risposte. Visto la buona notizia di oggi, il gioco che mi avete detto, nei prossimi giorni tramite messaggio privato di Steam vi mando la chiave. Ok, Papa, segniamo Ultros. Ok. No, no, ho capito. C'avevo la chat abbassata e non leggevo i messaggi. Quindi ringrazio anche Regen per aver capito e aver ceduto il titolo tranquillamente. Grazie mille. Quindi vi mando sta chiave tramite messaggio di Twitch tranquillamente nei prossimi giorni. No, allora io ho calcolato, oggi c'è stata un'azione che non era assolutamente prevista oggi. È accaduta, ho contato il numero di lettere e l'ho sostituita con la X. Sì, perché no? Non si può, è illegale fare dei regali. Non vi ho chiesto manco la sub come contraccambio e non vi permettete a fare le sub adesso che vengo a casa vostra e vi meno. È un regalo, è successa una cosa buona, bella e che vi spiegherò per la fine del mese e che coinvolge anche voi. Io sono abituato così, se le cose mi vanno bene devo fare i regali. Punto. Questa cosa mi ha mandato spesso sull'astrico, ma va bene così. Questo è l'importante. Non deve esserci sempre una motivazione, un perché. Ti può anche capitare quello che verrebbe definito un imbecille perché fa cose del genere. Mi è capitata una cosa buona, ho avuto una fortuna, la voglio condividere con altre persone. Allora, grande potenziamento due chiavi. Questa stanza cambierà modo di esecuzione. Dimmi due casse. Bianco e nero. Bianco e nero, ok. Uno e due in contemporanea. No, questo sistema non funziona. Mamma mia. Fate una clip per piacere. Cioè, Che bianco e nero no. cioè, era impossibile da sangue della miseria. È vero, scusate ragazzi. Madonna mia. Perdonatemi. Desculpatemi. Grazie mille perché... No, allora ragazzi, sono tutte e due vuote, proprio zero, niente, niente, niente. Questo sistema nuovo, no? Ma posso chiudere e mi riprendo la chiave? No. Vabbè. C'è un super potenziamento a 3. No, Cioè, al momento Dobbiamo anche collegare la laundry alla sala del generatore. Però il principe un po' troppo cattivo oggi, questa stanza, però già ci ha fatto uscire la pool. Allora, Solario Dining. Meglio la Dining a questo punto. C'è il portapranzo che noi abbiamo sbloccato nel souvenir shop l'altra volta. Quando raggiungi il rank 5 guadagni 10. Allora, i giochi che ho preso l'ho già visto, è molto figo, un picchiaduro roguelike, quello che aveva scelto Setti. Molto ispirato, me faccio cagare nei picchiaduro, quindi Ultros va benissimo. Anche io, papà. Infatti ho visto che, dico la verità, ste chiavi le ho prese dall'Humble Bundle che prendo ogni mese, anzi è una cosa che vi consiglio. Pagate una decina di euro al mese, fate un po' di beneficenza, c'è uscita la Pump Room, vedi fare beneficenza va bene, e ogni mese ti regalano
una serie di giochi che puoi avere in regalo. O li riscatti per te o li dai ad altre persone. Allora, adesso tocca a te. Noi ci dobbiamo... Anche perché è chiusa la run così. I soldi nella fontana ce li teniamo giusto per comodato d'uso, mettiamola così. Allora, tu sei la 2. La 2 andava qui. Mi si inizia a fare così. Non fa niente. Questa cosa non è buona. Facciamo così. In realtà tu ti riempi. Allora, quindi facciamo così. Mettiamo un po' qui. Facciamo anche qua. E a sto punto travasiamo tutto nella fontana e continuiamo a riempirla con le monete. Sì. Allora, a sto punto noi dobbiamo svuotare, quindi mettiamo qua, mettiamo giù. Vai. Scendi tutto. Scendi tutto. Facciamo 1 e facciamo 2. Ora finito? Ok, rimettiamo questo qui. Allora c'era, ti dico subito, aspetta, li faccio riapparire un attimo. Eccoli qua. Fatti una foto col cellulare fino alla fine della live. Seppure lo vuoi cambiare, è rimasto Evil West e Shadow Gambit. È uno dei Metroidvania che io avevo segnato, che volevo fare un bel po' di tempo fa in live perché so che è molto bello. Allora lo tolgo. Dimmi solo se sei riuscito a farti una foto. Ah, quella io non ce la faccio più. Ok, a posto. Ho detto fino alla fine della live. Possiamo ancora fare tutto. Allora, a sto punto rimettiamo qua, rimettiamo giù. No, era su, giustamente, deficiente di un Vincenzo. Svuotiamo un po' di qua. Lo facciamo anche di qua. Però ce ne sono un paio ancora in vita. Dopo basta che svuotiamo uno dei due e facciamo un altro giro ed è fatto. Allora, ti rimetto sul normale. Ti metto qua. E ti metto qua. Mi svuoti un pochino questo. Rimettiamo qua. E rimettiamo qua. Sono Vincenzo, mo però sono curioso di sapere cosa è successo di così bello da voler condividere la sua gioia. Quello non ne posso ancora parlare perché allora si sta lavorando a qualcosa che verrà mostrato a voi e che sarete voi ad utilizzare. Ci stiamo accertando che tutto fili liscio al 101% e ve lo mostriamo e ve lo spieghiamo. Poi voi ne farete l'uso che vorrete senza nessun tipo di problemi. Il problema è che per delle prove fatte, questa azione, questa cosa, noi dovevamo farla fra 2 settimane. Oggi pomeriggio, all'improvviso, controllando delle notifiche, mi è uscita una notifica che mi ha detto quella cosa che stai cercando di fare, fatta. Ho detto, ma come? Giusto qualche settimana perché dopo sta cosa di oggi abbiamo giustamente accelerato i lavori
vogliamo avere solo alcune conferme, ci sistemiamo un attimino alcune cose e vi presentiamo un'idea che è venuta a me e una mia amica, che comprende anche gli starnuti di Gianmarco. Sono tutti compresi nel prezzo senza problemi. Allora, Gianma, a sto punto il problema è che c'è uscita solo una chiave, ma vabbè. Grazie quello. Almeno così. Ah, aspetta, però noi adesso non dobbiamo più scendere dalla fontana. Ma come c'è anche? Ma ti ho pure salutato, brutto pezzo di merda. Suca. Ormai sono così tanto abituati alla voce tua esterna che non ci fanno caso. I buoni affamati sono cattivi, raga, casino. Ragazzi, io ho già un cane che ogni volta che Gianmarco esce dalla stanza urla in questi giorni. Con la testa. 600 poni affamati, mo non penso che riusciamo a gestirli, Già abbiamo avuto il concerto neomelodico ieri. Terremoto oggi. No, basta, cose tranquille per piacere. Sono anziano, non sento bene. Suca. Così lo senti benissimo. Quello, allora se tu sei anziano su Matusalemme, scusami, perdonami il paragone e l'esempio. Allora, noi mo iniziamo a prendere la chiave, questa qui qua dietro. Eccola qua. E questa chiave diceva sblocca una delle 8 porte. Mo, una volta che noi la scegliamo, mica domani c'è un'altra chiave e noi le possiamo sbloccare tutte 8. Proviamo. Tanto siamo qua. Allora, apriamoci questa. Ce la togliamo da mezzo. Ma tu lo vuoi vedere? Vuoi vedere Jammox? Vuoi vedere Jammox? Se vuoi vedere Jammox, allora fammi fare la parte del solito streamer. Tu fai la sub, entri nel Discord e ci sono le foto di Gianmarco in versione leopardata e sexy. Però solo per gli abbonati, no? Solo per gli abbonati, ragazzi. Noi siamo qui per fare i soldi sulle vostre spalle, mica siamo degli streamer diversi dagli altri. No, noi ci adeguiamo a quello che è il mercato. Giustamente, scusami, quanti streamer vedi che sono in live solo perché vogliono fare soldi attirando persone in un certo modo? Siamo anche noi così e ce ne vantiamo. Quindi sempre dopo, sì. Basta che ti recuperi il voto di ieri anche in realtà. Da un certo punto sono apparso anche io, come succede a volte. Allora, passaggio qua è fatto. Ma voi mica credete che io e Gianmarco ci mettiamo tutte le sere qua perché ci divertiamo prima noi e vogliamo fare una live per farvi divertire? Noi siamo qua per rubarvi i soldi e il tempo, ragazzi. Dai, almeno le basi, per favore. Ah, vedi che so qualcosa fa, mi sembra. Shadow Gambit è praticamente comando sta a tema pirati. Evil West è strategico, eppure lo vorrei provare. Quale stai giocando, papà? Allora, io, ragazzi, avendo vissuto un'infanzia, una gioventù e la vecchiaia o quello che ne rimane in modo molto particolare, sono strano, ormai ho imparato ad accettarmi, sono fatto così, frega cazzi di chi ha qualcosa da dire contro. A me quando capita una cosa bella mi piace regalare giochi o altro e vi obbligo a non fare la sub dicendo semplicemente, e mi devo la cosa che a me dà fastidio è che per fare un gesto carino bisogna sempre giustificarsi, perché io devo dire, essendo una live e il contesto dove siamo, che il primo che mi fa una sub per il regalo che gli ho fatto lo banno, perché sennò altrimenti poi fanno le clip e davvero poi iniziano a dire sei uno che vuole prendere i soldi e cose varie, ed è una cosa che non sopporto. Che purtroppo la piattaforma è ottima, è utile, è funzionale, ma ci sono persone che la utilizzano soltanto per spillare soldi alle persone con la scusa di farle compagnia. Punto. Ho fatto nomi, rischio denuncia, chi si ritiene offeso è perché ha la coda di paglia.
Aspetta, Punto. poi ti faccio vedere anche il resto. Tieni. Allora, sub di livello 3 c'è il piede di Jammox. Ecco Quindi, qua. allora Gianmarco, C'ho anche 8 ne- porte. Lascio a te l'onere della prima. No, vabbè. No, papà, io vado per i concetti. È accaduto qualcosa di bello, a me mi piace condividere. È brutto che uno si deve giustificare per alcune cose per alcune azioni che si sceglie di fare. Posso? Prego. La numero 5 contando da sinistra. 1, 2, 3, 4, 5. E questa non ne apre. Dobbiamo. Ma io voglio sapere dietro le altre porte che ci sta. Allora, noi apriamo questa. A te va bene? Hai scelto tu. T'ho fatto scegliere a te. Accetto la decisione. Sono 8. Numero 5. Quindi vado? Vai. Patreon con lo SPS. Io una volta ci è mancato tanto, così stavo per aprire un canale OnlyFans. Lasciamo perdere questa storia, andiamo avanti. Che cazzo sei tu, mo? Che cos'è? Prima di proseguire, fermati un attimo. Ha detto Papa, se ti era possibile, lo può cambiare Ultros con Wild West? Allora, Gianmarco, mentre tu osservi qua. Che devo osservare? Già, ma tu hai iniziato ad osservare. Pazzo. Ma tu inizi ad osservare, già, ma è bello. Pazzo. Io sono folle. È bello. Ma suca. Fidati che ti diverti. Io non so nemmeno come ci dobbiamo approcciare sto coso. Allora, un attimo solo che riapro pure la chat. Faccio qui. Salviamo sempre sul desktop così le vedo e non mi dimentico. Sì, Evil Dead, a posto. L'ho chiamato Wild West. Allora, 2 secondi soltanto. No, quello lascia cose. Allora, Renzi, che cosa vuoi che io ti dica? Io sto premendo ma non fa niente. Oh, Gianmarco, ho fatto. Sì, che cos'è? La ruota della fortuna. Fai dei giri con quello che puoi. Allora, sono vari macchinari che possiamo girare. Oggi dobbiamo comporre una runa. Tu avevi fatto la foto, cioè avevamo la foto del simbolo runico. Ok. Ragazzi, fermi. Allora, fermi un attimo. Avevamo delle foto. Fermi tutti. Allora, è questo. Sì. Però già il simbolo centrale Vabbè, non ci troviamo. Noi partiamo dall'esterno, iniziamo a vedere se si riesce a allora, fare. partiamo dalla prima pagina. Vai. Che è questa qua. Introduzione. E ce l'hai necessario tutto cose. Va bene. Il sigillo. Vai, metti foto qua. Allora, aspetta, metto così si vedono anche. Ok, allora. Ma noi quale dobbiamo scegliere? Vedi, il core si può cambiare. Tu cerca innanzitutto di capire. Allora, questo muove questo. Questo muove questo. Questo. Cambia le linee. Sì. Così, il core centrale lascialo per il momento. Non ci pensiamo, proviamo a fare sto coso. Allora no, già ma il problema non è fare questo coso. Il problema è che noi questi sono i core. Corarica, eccolo là. Questo ce l'abbiamo noi. Noi dobbiamo fare qualcosa in base corarica. Sì, perché il primo non si può cambiare, quindi noi dobbiamo seguire dalle pagine tutto quello dei corarica. Per questo dicevo, ma dobbiamo capire come adattare il tutto. Allora, ti dice Papa, nel mentre te lo leggo io, sta giocando a Smelter. Sei Eva, cade all'inferno dopo che Adamo mangia la mela. Del peccato all'inferno trova un'entità che si fonde con lei e diventa un Metroidvania, vieni qua subito. Papa, è appena come ti chiami? Poi Smelter. Smolger, sì. Fatte vedere. Sì, è questo.
Papà, allora, mo non è una pubblicità quella che sto per farti, però tu è la terza volta che appari in live e ci dai dei giochi belli. Ma perché non ti fai vedere più spesso sul canale, fratello caro, perdonami? Che tu facci le perle, ogni Ma tanto, buttale dove cazzo? dentro C'è nella anche un wish. pochino di gestionale e cose varie. Allora, metti nella lista dei desideri e questo 19,50 mi sembra anche... Allora, dice Reagan, quello è un simbolo del Secret Garden. Però nel Secret Garden non c'era la runa, Allora, il Reagan. problema è che qui, parlando dei raggi, non ci dà un paragone nel dire... vedi, noi dobbiamo mettere qualcosa... Allora, dobbiamo partire con qualcosa che riguarda i Coradica e costruirci tutto lo stemma. Faccio così. Reagan, se è come dici tu, ci riesci a reperire una foto, perché noi nella Secret Garden siamo andati, abbiamo girato tutta la statua, ma non mi ricordo se abbiamo fatto tutte le foto. Aspetta, fermati, mi sembra che quella la feci. Forse Eccolo sì. qua. No, Era questo. ma questo non lo possiamo fare, zio. Aspetta, già ce l'ho. Allora, Che cosa hai pensato? fammi solo controllare una cosa. Vai. Allora, Giamma, te la spiego subito. Dimmi. Questa è la foto che abbiamo trovato. Ma è la prima cosa che mi viene da pensare. Allora, questa è la foto che abbiamo fatto nel Secret Garden. Guarda il pezzo centrale. Sì. È questo qua. Sì. Quindi la placca intera già l'abbiamo trovata. Sì. Mo' i punti sono due. O esistono altre 7 chiavi, oppure dobbiamo trovare nel gioco, così come abbiamo visto nel Secret Garden, ci sarà da qualche parte sto coso con il simbolo questo qua. Allora, voi nel Secret Garden avete sfondato un muro? Sì. Sì, no, ho trovato la foto, ho trovato, vi faccio capire subito. Noi abbiamo trovato, girando i tre pezzi di puzzle, vento. Le frecce del vento, esattamente, non mi viene in mente valvole, abbiamo trovato quel rosone, quella lastra di pietra con un simbolo e varie. Ho trovato la foto, l'abbiamo vista, e nella parte centrale lo schema è lo stesso. Aspetta che forse mi è venuto un mezzo colpo di fulmine, aspetta un attimo. Sei innamorato? Noi abbiamo trovato quello di un'altra casata, mettiamola così. Sì. Quindi nel gioco ci sono gli altri da trovare e io credo di aver capito uno dov'è. Pure che nel dubbio manda la foto che c'hai tu a Enzo. Però non ci possiamo andare. No, perché la run è chiusa qua. No, in realtà sarebbe aperta. Allora Gianmarco, io ho questa tipologia di rosone, di cerchio, di lastra di pietra, chiamalo come cazzo la vogliamo chiamare. Sì. Sai dove l'ho vista? Il tavolo dove abbiamo acceso le candele dall'altro lato. Il tavolo era diviso in linee, c'erano sti pezzettini qua. Bravissimo, l'ha detto lei. Aspetta, era sempre quello però. Dobbiamo svuotare di nuovo il lago, aspetta. Io però mi ricordo che sul tavolo era sempre quello là il simbolo. Allora, vi chiedo uno slancio di fiducia nei miei confronti. Vai. E dobbiamo ritornare in villa, ritogliere l'acqua e riscendere giù. Per fortuna che non siamo usciti dalla run. Allora, questo lasciacelo già così. È uguale a quello della foto. Quindi... No, cambia il simbolo centrale, ragazzi. No, con là no, lo zio. Era lo stesso. Giamma, non serve. Giamma, scusami, è questa la foto, perdonami. Noi uno ne abbiamo trovato ed è quello nel Secret Garden. La foto è questa. Dove è andata? Non vedo essere chiara. No, Chiara non penso c'è nel gioco, perché se mi appare Chiara all'improvviso nel gioco c'è un problema. Ah, hai controllato pure? Ecco qua. Okay. Identici. No, è lo stesso che stava pure sul tavolo, lo zio. Quello là che sto dicendo io, non la stanza lì. Tu non ho capito perché lo vuoi andare a cercare. Perché, visto che in questa run
abbiamo accesso diretto alla pump room Sì. e abbiamo visto sta cosa, Sì. non dobbiamo fare altro e abbiamo 50 passi, Sì. noi adesso andiamo là, Sì. ci facciamo la foto, perché se troviamo le altre chiavi e dobbiamo metterne un altro, dovremmo rifare tutta sta trafila di risbloccare la pump room, riandare nella stanza, rifarci la foto e perdiamo tempo dopo. Guadagniamo adesso, visto che già abbiamo la run settata per farlo, e ci prendiamo la foto. Che a questo punto devono esistere le altre chiavi. Allora, Quindi devono esistere anche 8 simboli a sto punto. Il problema è che se ci abbiamo visto bene sul tavolo dall'altro lato, vuol dire che non sono tutte piastre di pietra, ma sono mimetizzate nell'ambiente. Quindi dobbiamo vedere bene l'ambiente. Appunto, questo è il casino dove volevo arrivare. Un'altra apparizione. No, allora, c'è il signor Checomei. Signor Checomei, salve. Ma è in compagnia dell'altro visto che è apparso in live? O è una casualità questa? Checomei, ma quando ci vedremo però? Perdonate ragazzi, se volete farlo facile, ci condividiamo l'account insieme, guardate la mia lista, giochi, lista desideri. Allora, mandami il nickname come messaggio privato su Twitch. Domani ti aggiungo e se riesco a vederla, sì. È arrivato il vero King prima. Neanche io ci credevo, ti dico la verità. Cioè, quindi se davvero non siete venuti in contemporaneo perché siete insieme e mi state facendo scherzi, detto proprio tranquillamente, è una coincidenza un po' particolare. No, ma pure prima, pure prima. Ya, pure prima. Ma poi sì, effettivamente un mese che tra 6 giugno, quindi. Allora. Almeno Daniel San metteva la cera e toglieva la cera. Noi mettiamo l'acqua e svuotiamo l'acqua. Vabbè, allora, andiamo di qua. Tanto il lago al momento non ci serve. Non c'avevamo un'altra entrata, avevamo sbloccato poi senza... Dalla tomba, ma non l'abbiamo ancora aperta, non riusciamo ad aprirla. Gli ingressi sono 3. Fontana, tomba che c'è la porta che abbiamo visto ma non riusciamo ad aprire e l'ascensore. E c'è il muro che ci riporta comunque non dall'altro lato. Tu devi aggiungerne anche un'altra. Se no, detto tra amici, schiatta capo. Detto proprio così, a buon intenditor, poche parole. Tutto a posto? Ma anche perché ho visto che sei stato fuori ultimamente. Ah, ok, ok. No, io apro i social per postare e fare delle cose, però non mi vado a vedere i fatti di tutti. Però quando vedi i fatti tuoi, io sono contento. No, ragazzi, è un gergo un attimino. Ah, a Vienna, ok, ok. Allora, reservoir, dobbiamo risvuotare fontana, quindi adesso rimettiamo qui e facciamo 1 e 2. Ah, davvero se sei entrato così all'improvviso e davvero è arrivato anche l'altro prima, minchia le coincidenze. Ok, adesso andiamo di qua, riempi tutto. No, è assurda sta cosa. Allora, rimettiamo qua al centro, se no fa bordello. Mettiamo qua. No, ma veramente a casa, che quando ho visto il tuo nome ho detto, vabbè, mi stanno facendo scherzi. Stanno scherzando. No, invece no, va bene. Anche perché ti dico, avevo provato a chiamare l'altro un paio di giorni fa e non mi ha risposto. Gli ho detto scusami, tranquillamente in live prima, ho detto ma quando ti posso chiamare? Tra 3 giorni al calar del sole. Si può fare sta vita, francese secondo te? Ya.
di qua, quindi va girato di qua. Una notizia Vai. interessante. Allora, Charlie Cox conferma che ci saranno dei bei cameo nella seconda stagione di Daredevil. Stu cazzo di Spider-Man, quando esce? Domanda. Domanda. Non è una domanda che si pone. Dai, cazzo, il Allora, ragno. ne mosciamo fuori. No, l'importante lo sto vedendo bene. Poi parliamo meglio di questa cosa, però lo sto vedendo bene. Francesco, buonanotte, poi ti chiamo in questi giorni con calma. È legittimato comunque. Guarda come ci ha insegnato un grandissimo saggio. Se è intenzionale non c'è niente di cui vergognarsi, quindi. Bevete birra Alma. Vabbè, per forza. Cioè, tipo un obbligo. Sì, sì. Ah, Problema di presenze oscure e quant'altro. Se non si beve questa birra poi succedono casi. Allora, qui ci sono tutti i soldi e li lasciamo qua a sto punto. Peccato per queste 58 monete che non ci abbiamo potuto fare niente. Vabbè. Allora, Marose diceva la chiave. faceva abbastanza ridere. Allora. Ma noi andiamo un attimo qua. Eccolo qua. E ci fotografiamo questo. Ce li togliamo tutti da mezzo. Se noi riaccendiamo qua, no, perché giustamente, cazzo. Noi abbiamo il passaggio qui in fondo, ma non sappiamo come si apre. Mo' provo a tirare qualche leva, magari. Ti giuro se si apriva. No, per pallida idea così. Qui dietro c'è la tomba. Non ho capito come si dovrebbe aprire. Aspetta, noi abbiamo sbloccato la tomba prima di mettere la chiave. Magari la prossima volta che ci esce la tomba, stando il passaggio aperto qui, quando riscendiamo giù, troviamo il passaggio aperto. Allora, a sto punto, chiamiamoci la giornata, perché tanto... No, aspetta, aspetta. Dobbiamo rifare il passaggio, perché così stiamo tranquilli per sempre. Aspetta solo un attimo, di là uscivamo... Aspetta, Giamma, allora, mo sta situazione ce la sistemiamo al momento una volta per tutte. Ne abbiamo sbloccato qua. E qua uscivamo dall'ascensore. È questo mo. L'ascensore. Quindi noi adesso facciamo così. Torniamo in villa. A noi ci serve di più. Tu devi fare proprio una fine ignobile. Allora, guarda. Qualunque divinità ci sia in cielo, fai apparire qualcosa appena metto l'ultimo che ho indovinato la sequenza così a random. Ma non la puoi indovinare, zio, fatto. Io allora il gioco. Allora io entro. Salve, sono il principe. Sì. Metti questi pezzi qua su, li ho messi. Ma non ti dici metti i pezzi, dici trova tutte le stanze. Vi ho detto metti. Le metti. Non mi lasci un foglio, non mi dai un indizio, non mi dai niente. Io li ho messi. Ma non abbiamo sbloccato niente. Ci rimettiamo l'acqua di nuovo. Do cazzo, perché qua giustamente l'ascensore sta su. Froz. Ci rimettiamo l'acqua a posto e risvuotiamo il laghetto, perché a noi ci serve comunque da usare le chiavi per aprire tutte le porte che ci sono lì. Abbiamo finito sta run, certo, e non facendo niente abbiamo fatto tantissimo. Vai, quello. Tutto il cazzo che vuoi, ci puoi dire quello. Mannaggia la puttana. Basta che non so foto nude o mie di Gianmarco, e che quelle, ripeto, solo su OnlyFans. Sì. O sul Discord. Tocca pagare. Puttana. Allora, noi ci serve solo rifare qua e abbiamo finito sta run.
Quelle sono con la sub. No, non ti preoccupare, chiedi tutto tranquillamente. Tanto le tasse le paghiamo, la fedina penale è pulita, non abbiamo scheletri nell'armadio, quindi chiedi proprio tutto tranquillamente. Tranne il codice del bancomat, perché quello è un attimino vuoto. Allora, sbagliato stanza, c'era pure una gemma, ma vabbè. Era pull e tutto il giro di là, sì. Ok, c'era Lupalo. Dai che ce la facciamo, dai. Vedete, se per caso avete droppato la spedizione 33 o la state giocando per i cazzi vostri. Io ho la mia run e sto per finirlo. Allora, io lo stavo portando in live proprio perché lui stava più avanti di me. Io non sto avendo tempo in questi giorni, visto che mi sta piacendo tanto e me lo voglio godere per bene. Me lo sono messo in pausa in questi giorni perché sto lavorando a sta cosa. Quindi arrivando di sera, pure mettendo, riuscirei a fare le live dalle 8:30 fino a quando viene Gianmarco. Ma non me lo godrei appieno. Allora, a sto punto noi dobbiamo fare. Ci svuotiamo i containers qui. Quindi in questi giorni sistemo il tutto, mi organizzo con i miei orari e altro e sto proprio pensando di rifare una fascia dalle 8:30 in poi proprio per mettermi a giocare Expedition. Aspettiamo Gianmarco e giochiamo. No, lo stavo giocando ogni 3-4 giorni, un'oretta e qualcosa. No, 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 non va bene. Sta cosa non va bene proprio. Quindi non giocare un giorno per giocare gli altri 99. Per il momento non stai giocando e basta. Per il momento non sto giocando. Sì, ragazzi, freddi, invecchiati al punto giusto e là, io gli faccio uscire qualche piccola patch se c'è qualcosa che non va, ma non penso. Il gioco funziona, andrà buono. Qualche altra cosina così. Sta uscendo qualche altro aggiornamento ai driver Nvidia perché Nvidia nell'ultimo periodo con i driver sta facendo casini e contracasini. Mi libero con il tempo, mi metto là e gioco e mi diverto e tiro bestemmie molto probabilmente per quello che ho capito. Un pochettino. Invidia a merda. Incazzato come un Allora, ti devo dire la verità, esperienza mia, non è un giudizio sulle qualità dei prodotti. Io ho sempre avuto Nvidia, mi è sempre andato tutto bene. Un anno dissi, AMD costa di meno, proviamo. Preso la scheda, dopo 3 mesi cambiata, proprio no. Non per le prestazioni che erano buone, sia chiaro. Però visto che io smanetto un bel po', mi capita spesso di... no, fermo, principe, che stai facendo? Principe, aspetta un attimo. Tu te la prendi col principe, tu hai premuto quel tasto di merda. Tutti quanti, hashtag in chat Suka. Svuota qua dentro. Movimento. Quindi personalmente Nvidia, problemi. Niente. Però ultimamente, nell'ultimo mesetto con i driver, ho fatto bei casini. Bravo. Grazie, molto gentili. Spiace abbandonarmi, ma sono molto stanco. Oggi sono in piedi alle 7 del mattino. Ieri sono riuscito a passare l'esame teorico della patente. Auguri, papà. So che non c'entra niente. No, fai bene, ma... Papà, se non si condividono le notizie belle, che notizie vuoi condividere? Quindi, complimenti per aver passato la teoria. Spero tu sia pronto per la pratica. Dai. Il problema di AMD è io avevo un casino con quei driver, una cosa assurda. Nvidia invece, soprattutto nelle ultime versioni, da quando è passato ha cambiato l'app e ha messo un'app un pochettino più moderna, mi autosetta i giochi,
non mi dà tanti casini, però Nvidia, se tu mi metti che una delle opzioni base del programma si ciuccia il 20% della GPU, no Nvidia, no. Driver che hanno dato problemi, casini. Nell'ultimo mesetto e passa non è stata tanto buona la situazione. Quindi cortesemente, visto che tra un paio di giorni esce Doom, Nvidia, io ho già scaricato i driver nuovi funzionanti, cortesemente me lo fai avviare senza problemi. Allora, corridoio per iniziare. Quindi mo la cosa della pump abbiamo fatto. Dovremmo puntare a freezer fornace. Regen, tu nel mentre ci fai qualche indagine su quei simboli runici? Se possiamo fare, così. Nvidia sono compatibili dei driver ottimizzati. Il risultato è un bellissimo crash. A me non stanno accadendo. Quale scheda video hai tu? Tunnel. Io butto. Sì, no, mo usciamo e facciamo tutto. Allora, è uscito già per chi ha la versione premium, poteva giocare qualche giorno prima e penso qualche influencer e qualcun altro già ci ha messo le mani sopra. Sul Game Grazie, Pass Regen. esce il 15, se non erro. Se non erro. E già ho fatto il pre-download. Visto che là mi ci voglio proprio divertire. Ah. In pratica sono sempre stato fortissimo. Ah, un RTX 3050, ok. Ti capisco un po', Papa, che c'ho un mio amico che ha la stessa situazione, quindi so che non è facile. Ora, purtroppo Nvidia, come tutte le società, parliamoci chiaramente, mo c'è la serie 5000 e si pensa di più alla 5000. Non è una cosa che viene fatta con cattiveria, però c'è pure la cosa di dover spingere prodotti più nuovi. Però, una delle funzioni base, che è quella proprio di ottimizzarmi il sistema lato grafico per i giochi, non puoi permettere che sulle schede vecchie non va o crea problemi. Naturalmente, attenzione, il computer è bello, è caro e divertente, però penso che la base, aggiornamenti Windows, non andare troppo su siti zozzi o su siti zozzi che non ti mandano virus, che almeno la base tu la rispetti. Buonanotte Papa e buona giornata domani. Papa, buonanotte. Ok, tanti stanno nei libri, ma c'è proprio un cerchio unico come quello che dobbiamo formare Allora, là dentro? Che a noi serve proprio basta quello, così lo facciamo, almeno ci togliamo a lo noi ci spizio. serve un cerchio Con la freccetta, con la freccetta centrale verso il basso. Niente ci vieterebbe, visto che la stanza a sto punto è perennemente aperta. Potremmo pure mettere quello che abbiamo trovato, ma lui fa proprio capitolo 1, i simboli centrali sono diversi. Questo è un esempio. Common, va benissimo Common. Tu sei fortissimo, laboratore. Vieni sempre qua. Dai, ti ho fatto un bel complimento, dacci un bel omaggio. Allora. Dai. Potremmo fare anche quei Locked Trunk se vuoi, perché la trash è sempre con la pala. E Locked Trunk bene o male li apriamo. Dica. Andiamo a prendere la pala. Andiamo a prendere la pala. Andiamo a prendere la... No, andiamo a prendere la pala. La freccia centrale in basso è quello del Secret Garden tavola rotonda. Allora sta girando la cosa di pietra e quella là del Secret... Regan, manda la foto, Manda la foto della foto. Noi abbiamo visto la foto che faceva, a meno che non cambino ogni run, ogni volta che trovi un simbolo diverso. Ogni volta che giravamo quelle frecce c'aveva 4 facce quella statua, e una di quelle era quella con la freccia in basso, stava dentro. Allora, serve la chiave del Secret Garden. Vai Regan, dai. Siamo noi che non abbiamo fatto la foto perché non ci abbiamo avanzato. Perché noi vedevamo il rosone, non sapevamo la differenza di quello centrale.
Quello perché non vai contro la live, scusami. Non le pic, quelle lì, quello, la foto della pietra che ci serve, non il bisnello. No, voglio capire perché Regen sta remando contro, perché non dobbiamo risolvere il gioco, scusa. Quello sta remando contro. Quello, scusami. Suca. Allora, Gianmarco. Andiamo prima, se c'è qualcosa qua dietro. Non c'è un caso. Tanto quello, tu credo che tu sia, pure tu sei uno dei prossimi alla patente, mi sa, se non erro. Ok, vai Gianmarco. Allora, doppio era arrotonda 5. Insomma, beh, sei là. No. 6. 1. 6. Non è 5. Non è 1. Dipende quale intendi. Se io me lo prendo, dimmi. se io me lo prendo No. E lo caccio dal canale. No, Regen, manda faccio bene o faccio male? Signore. Allora, aspetta, il doppio di questo era... Perché mi hai mandato un uomo di colore con una maglietta bianca che si mette 4. una mano sotto la maglietta? Cioè, il senso logico... 4. 4? No. No, calmati. Allora, mi sono di nuovo dimenticato, ragazzi. Sì. Questa da Regen non me l'aspettavo. Dammi Google gentilmente. Devo andare a rileggere come cazzo si faceva. Però mi ricordo la pagina, quindi lo troverò. Aspetta un attimo, ho letto Persona 6. No, ok, vabbè. Tutti quanti si stanno chiedendo, ma quel teaser che ha messo Atlus è Persona 6? No, Persona 5X verrà annunciato molto probabilmente nei prossimi giorni anche in versione global, quindi sia lodato il cielo. Però Atlus, mocca miseria, Persona 6 quando? Persona 6 e noi abbiamo iniziato col 6. Devo ritrovare il mio fratello che mi Io mi devo vendicare per quella foto che ho ricevuto. Loot level chill, potentissimo. Allora. Ok. GTA verrà messo un attimo in pausa e si troverà io voglio provare GTA 6, ci voglio giocare con tanta gioia, ma se esce nello stesso periodo di Persona tutti quanti giocheranno a GTA, io 10. giocherò a Persona e qualche volta anche a GTA, così non si offende nessuno. Questo una linea soltanto. Dammi un secondo. Vai tranquillo. Mi sblocchi il potere. Ok, mi serve calcolatricenza. Mannaggia quella puttana. Vai. Allora. No, allora è stato rinviato ed è stata data una data precisa. Non ricordo il giorno, maggio 2026. Quindi è stato detto che esce. Verrà rispostato? Non credo. 6. No. 6. 4. 10. Allora, facciamo. Allora, lei bisognerebbe pure un attimino capire perché è stato rinviato, però poi smetto di farmi domande perché che se ne dica e che se ne voglia, per me GTA 5 è stato un cambio nel mondo dei videogiochi e mi aspetto e credo che anche GTA 6 faccia così, quindi volete prendervi un altro anno per farlo meglio? Va bene. Non gioco a un nuovo GTA da 13 anni, non ci giocherò per altri 14. Va benissimo, tanto c'è tanta di quella roba quest'anno in uscita, sembra, e alcuni titoli che mi posso recuperare, sto coperto. Io tra un mese ritorno con Norman Reedus. Io non so voi se lo volete prendere ve lo giocate. Io il day one di Death Stranding 2 sarò qui comodamente seduto con una birretta fresca. Allora non ve lo prometto, però l'idea mi è venuta ed è da tanto che non la faccio.
se vanno alcune cose in un certo modo per il day one di Death Stranding, non so se riesco a fare la 12 ore come l'altra volta, però vedo di mettermi in live e fare un bel po'. Io feci la 12 ore per il day one di Persona 3 Reload, erano 3-4 mesi che facevo live, io mi sono ammazzato quella giornata. Sì, è la giornata di Death Stranding, si deve festeggiare, portate la parola di Kojima ovunque. Il maestro lui già sa, perché capisce di titoli belli e pieni, ma ci sono molti che può non piacere il Bartolini Simulator, però l'atmosfera, il modo di giocare e quello che crea quel titolo non è qualcosa che si trova in altri giochi. Organizzarti una spedizione, per il mio modo di divertirmi, poi può essere strano oppure no, di organizzare un viaggio in montagna, in nevata, avere problema e rischiare di essere acchiappato dai mostri e trovarti all'improvviso una corda che ha messo qualcuno in giro su internet, perché anche lui era in quel punto e ha avuto un problema, per me è stata una cosa bellissima. No, ho detto, non so quando, perché vedendo pure queste cose di lavoro mi voglio regolare per bene, ma Dead Stranding 2 mi voglio mettere qui e ci voglio giocare. Era pure bello, vedevi all'improvviso i funghetti e tu sapevi che era qualcuno che aveva fatto pipì lì. E io mi chiedo perché una persona al mondo come me, come voi, perché in quel preciso momento si è fermata lì per fare pipì? Queste sono le domande che io mi faccio nel gioco. E il primo mi è piaciuto tantissimo. Il secondo, da quello che ho visto nel trailer. Aspetta. Ok. Tanto qua posso andare pure col mouse. Hanno aumentato la parte action. Gli ambienti sono vari e bellissimi. Mi chiedo come faccio quella roba a girare su PlayStation 5, ma solo Kojima può fare sti miracoli. Poi comunque vi faccio sapere un paio di giorni prima, perché qua oggi succede una cosa e domani un'altra. Allora, a parte quello con la balena gigante, la parte action che c'era era fatta bene, perché Kojima, non ci dimentichiamo, Metal Gear Solid, le sa fare le cose, però sembrava un pochino limitata. Qui sembra molto più aperta, la magia dell'ottimizzazione, come Nvidia. Quanti guai ti ha fatto passare Nvidia nel momento in cui volevi iniziare a giocare e ti dava qualche problema con i driver? Che vedo che ce l'hai proprio. Io in Dead Stranding mi divertivo a fare sempre i soliti giri, portando tutti al massimo per quanto possibile, però me le organizzavo difficili proprio. Esoscheletrino, tutto pieno fino al midollo, ovunque, quanti più pacchi possibili. Mi sono fatto 40 minuti di camminata per riuscire a fare le consegne, ma dovevo fare tutto il giro in un'unica soluzione. Ragazzi, è uscito un rumorino oggi per quanto riguarda Horizon, dico Zero Dawn per farvi capire il titolo, ma è il terzo capitolo di Horizon. Se ho letto bene, si parla tra 2 anni e si è iniziato a leggere qualcosa a PS6. Quindi la grande generazione che doveva essere questa per come era iniziata, sì, è andata bene, ci sono state belle cose, però devo dire che più che altro mi fa incazzare che i driver per Linux fanno infinitamente più cagare di quelli di Windows. Quindi utilizzi pure Linux.
e non mi ci sono mai potuto applicare come volevo. Tu sei comodo perché a questo punto ci servi. Io quelle poche volte che l'ho provato, allora qua magari ci può uscire la Landry. Allora tu inizi a diventare common. Vieni bella. Ci siamo risolti Arc un bel Linux Supremacy. Eccoli qua. Se non mi sbaglio, Ubuntu ho utilizzato un paio di volte. Tu sei Ubuntu. No, la distribuzione si chiama così, Ubuntu. Cazzo di nome è? Africana. No, Ubuntu. Qui c'è questo. Allora, Bettatina? Si fa la betta? però voglio vedere a 100. 100 oggi ci siamo arrivati. 4, 10 di tutto. 2 girate gratuite, 4 chiavi e 4 gemme e 300 monete. Mamma mia. Ma oggettivamente le 2 girate gratuite sono le peggiori in realtà, perché se vanno tutte e due male c'è solo il refuso. Allora, noi facciamo una da 20 perché abbiamo un po' di soldi. Dai, dai le chiavi, gioco. Ah, boh, 4 gemme. Grazie mille, principe. Io onestamente preferisco Windows a Linux. Prima di far partire subito guerre su cose è meglio di che solo... No, ma di fatti, allora, quando si tratta di sistemi operativi, non è che ce n'è uno migliore, dipende sempre dall'utilizzo che ne devi fare. Io ti dico, per comodità di utilizzo e di pulizia grafica, preferisco Linux 10.000 volte meglio. Però per quello che faccio e per quello che mi serve, vado più comodo con Windows su 2 secondi e faccio tutto. Vanno dalla boiler. Ho dalla security qua, si è buonanotte, aperta. Reagan. Oi Regan, buonanotte. Sì, ma la foto Reagan ce l'ha mandata la foto giusta. No, c'ha Reagan, la foto giusta. Tu saluti pure. Tu ti devi vergognare. Tu mettiti a letto, Per piacere. mettiti sotto le coperte. Prima di chiudere gli occhi, devi dire, mi devo vergognare. Però ce l'ha mandata. L'ha mandato, ok. Però è sempre questo alla fine. Era sempre Reagan, ma è un troll. Avevi detto che era quello giusto, Reagan. E c'è Paul E ne abbiamo trovati 3 della stessa casata. No, non penso. E qua, oggi si fotografia con mamma fa. Con mamma. Ma vorrei che con la ciorta che abbiamo noi sono 3 in un modo e abbiamo trovato le foto, ma non abbiamo le stanze e quello che ci serve non l'abbiamo trovato. Tu cosa dire? Questo gioco mi ha rotto il cazzo. Io lo odio con tutto il mio cuore. Come Francesco odia te e Persona 5X e tanti altri giochi. Ah, ma io ancora non gli ho dato la lita notizia a Francesco. Poi mettono soldi, no, quelle foto di Reagan restano in privato a noi. Questo è il Secret Garden e io ve l'ho dato. Tu scegli. Ma la prima o la seconda? Qual è per te il Secret Garden? Quanti Secret Garden ci sono? Non lo so, magari... Già, ma io sono convinto che noi mentre stiamo giocando appare un pozzo, entriamo dentro e si sblocca la versione speculare della villa. Cosa ci fate con le tue foto? Le guardiamo quello. Le guardiamo. Accendiamo 2 sigari, ci mettiamo qui fuori al balconcino, abbiamo vista Vesuvio e ci guardiamo le foto. Cioè, fermati, che cos'è l'Holy Garden, Reagan ora? Reagan, non caccia stanze nuove. Noi ce ne manca una e le abbiamo viste tutte. Non cacciate stanze nuove. Che cos'è l'Holy Garden? È la stanza che ci manca. Se le volete cacciare, le accettiamo con un DLC. Sì, volendo. Martellone. Chiavi, niente chiavi. Allora. Parlavo del Sifnore di colore. Ah, il signore di colore. No, chi è il signore di colore adesso? La foto che ha mandato prima. Ah, viene dall'Oligar. Vabbè, Regan, vai a dormire. Dai, buonanotte, Regan. Vai. Regan, fai un bel riposino. Cacati addosso. Vabbè, prima di andare a letto, perché sennò poi c'è un problema per andare a dormire. Attenzione, calcolati bene i tempi. Cappella. Vado a togliere il cane. Sì, quello in realtà Reagan è un uomo
nordafricano dal membro gigantesco. Faraonico. Faraonico. Sì, 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 sì. Questo pene è enorme. La ciappella? La ciappellina? Cazzo bussi, coglione. Fidati, quello è un uomo maschio. Uscite le prove. No, foto privata. Allora, almeno ci siamo ricongiunti di qua. Borsalino. È quello di One Piece. Se non mi sbaglio. C'è un Io personaggio non da vedo l'ora Borsalino. del prossimo capitolo di One Piece. No, forse era Giorgio Borsalino. Non mi ricordo. Allora, ragazzi, voi leggete One Piece? Se non lo fate, fate bene. No, No, ragazzi. dovevo fare Francesco anche io ogni No. tanto. Non c'è, lo faccio io. Non fare Francesco su One Piece, dai. Ah. Uno pace. Ecco. Regen, tu se vuoi andare a dormire, non ti preoccupi, mi dispiace che poi è appressato lui. Io ogni tanto do degli aggiornamenti a Gianmarco per fargli capire la mia situazione, che io non lo seguo dal day one, ho iniziato a seguirlo una decina di anni fa. Da allora tutti i giorni, tranne in qualche periodo perché proprio cioè, ho due coglioni. Allora, Gianmarco, si è arrivati al punto in One Piece, si è arrivato sull'isola dei giganti, tutto gigantoni, tutto bello. È apparso un personaggio misterioso, che tanto misterioso non era. Era uno dei membri della flotta di Gold Roger, uno dichiaratamente forte. L'ultima puntata, l'ultimo capitolo del manga è finito con un cattivo molto forte, fortissimo. È apparso lui da lontano, gli ha dato una botta. Questo è volato per aria dopo che tutta la ciurma ha tentato di attaccarlo, ma non gli ha fatto niente. L'ultima vignetta, diciamo, riassume il adesso tocca a me, ti combatto io. Quindi, mo nel prossimo ci saranno sciabolate e colpi micidiali. Bello. E le porte chiuse della. Finita? Finita la run. Dio. No, allora aspetta, questo è un gesto d'affetto da parte del principe. Che Il siamo in principe orario. ha sentito la sveglia, ha detto questi Però poveri era degli ragazzi 80. devono andare a dormire. Gli blocco le porte, non possiamo fare niente. Ragazzi, di cosa non ce l'abbiamo? Niente, succato le palle anche oggi. No, Ci ha poldato. abbiamo trovato qualcosa di grosso perché ok, la stanza 46 noi l'abbiamo trovata. È fatto. Cosa è fatto? Però con gli altri non penso che gli altri puzzle trovati ci sbloccano l'aumento del reddito di 2 punti. Forse un altro libro ci sarà quel coso là, non lo so ragazzi, non so più niente. Mo se domani sera c'è Setti, Regen, dall'inizio ci facciamo una bella ricerca e andiamo a fare il completismo. Basta, basta. Allora, volevo fare solo una cosa, allora, Vai. Collit. Collit. Perché noi? Perché noi? Ma penso si debba avviare una nuova partita e noi non ce lo possiamo permettere. Così ti ammazzo. Te lo dico proprio chiaramente. Voglio capire. La Dearlock cosa comporta? Ma che? Noi abbiamo tramite uno dei trofei lì nel souvenir shop, uno dei premi era puoi sbloccare la Dare Mode. L'abbiamo sbloccata in realtà. Ah, noi l'abbiamo Mi sbloccato, ok, pare di sì. ricordavo bene. Mi pare di sì. Che cosa fa? Però da dove si attiva? Forse non l'avevamo comprato alla fine che non c'avevamo i soldi. Allora, aspetta. Bella domanda. Momento che stiamo facendo un'attenta ricerca, ragazzi. Allora, autoplay. Allora, la Dare Mode ti permette di creare un nuovo salvataggio. Penso che cazzo hai fatto. No, no, adesso ci sei tutto a posto. Stai tranquillo. Penso che hai fatto.
Ok, mi ha detto potevo creare un nuovo salvataggio. Aspetta che forse abbiamo perso il salvataggio, Ragazzi, ma aspetta. io te lo... Ma porca troia! No, save e quit, no. Ma te Quindi io l'avevo ti appena poldo detto. così. Ho detto che assicuriamoci di averlo fatto e tu fai nuovo gioco. Ma non sapevi se avevi preso quell'oggetto, ma perché i premi? No, non si è salvato. Tanto c'è il Allora, backup sul te lo cloud. giuro, quando ci C'è il backup esiste... sul cloud. Vabbè. Non vengo più, te lo dico chiaramente. No, c'è il backup su Steam di Tu vedi prima. come devi fare se hai fatto una cazzata perché io non Non è vengo più. successa cazzata. Tu sto cazzo di vizio di premere le Io devo cose capire. e non sai una sega. Hai fatto una cazzata. Profiles. Che cos'è? Giorno 80. Come si preme? Ecco qua. Premici sopra. Questo è il profilo È nostro. caricato? Sì, Ora giorno c'è? 81. A Ok. posto. Ti parato culo. E chiudo buono. Però poi esce nel menu di là. Quindi se io Eh, faccio nuova partita, sì, ma Dare Mode non si attiva. e mo forse quando entri proprio nel gioco, Loading non si può skippare. Sta vedi per appena si succedere un attiva. casino, quello No, tu già, lo ma sai. vabbè, ma abbiamo fatto la scenetta battuta a parte. C'è il backup Ma sul cloud a di me Steam. basta Quindi. che tu lo recuperavi, poi era Anche tutto come perché, prima. sai perché mi sono fidato pure? Eh. Negli altri giochi, Mhm. quando in una situazione del genere tu stai per perdere il salvataggio, Sì. t'avvisa. Lui non ha detto assolutamente niente. Mi sembrava strano che cadessero su una cosa così. Io sono una persona Allora, di però pochissime voglio parole. leggere se... Allora, dovrebbe mettere da quello che dice, tipo ci dovrebbe dare delle prove, delle penalità da fare. No, aspetta, era come dicevo io. Tu hai visto la scritta, tu hai visto la scritta del mod? Perché noi abbiamo visto il peluche Che ci nel sblocca la cosa, negozio. sì. Non l'abbiamo comprato il Non pupa l'abbiamo perché comprato. costava 110 E cosa monete. costa di più? Quindi noi sbloccando quello e avviando una nuova partita, Ti dà delle sfide? sì, dice ogni giorno Eh. praticamente ti dà delle sfide, distanze o cose che devi mettere in un certo modo. Ok, e dà qualcosa? E C'è una per arrivare ricompensa? alla stanza 46 devi completare almeno prima 4 di queste. Io mo domani mi devo informare Dice 10 monete soltanto. perché non vorrei a sto punto, per come funziona, è praticamente un New Game Plus. Mm. Non è che lì completando c'è un altro finale, un'altra cosa? Punto di Ah, domanda. no, questo non lo A so. sto punto la domanda penso nasca un attimo. Minchia, ci abbiamo giocato 37 ore. Porca troia. Tutto a posto, eh. No, Tutto a no, posto. c'è. 37 ore abbiamo Che mi fatto su fido sta pure del roba. sito, già ci sono andato un paio di volte, quindi Vabbè, però ci devi avrebbero so. avvisato se Me lo fosse auguro. stato così. In questo caso è stato così. Allora, io domani mi leggo sta cosa della Dermod e al limite uno degli obiettivi ci mettiamo quello di sbloccare il souvenir shop e comprarci sta Vediamo. cosa, perché non vorrei che forse le gemme e qualche altra cosa si trova in una modalità avanzata. Però devi ripetere tutto il gioco da capo. Però aspetta, Gianmarco, il gioco ce lo sta spiegando che ci sono dei loop temporali. Se ragioniamo sul gioco, noi adesso ripartiamo dal giorno 1 con combinazioni, cose e sequenze da fare. Ti faccio l'esempio rapido. Noi per sbloccare la stanza secondaria fuori Sì, ci abbiamo messo 15 giorni in game sì. perché non lo sapevamo. Se noi adesso day one entriamo e andiamo direttamente al garage e facciamo tutta la procedura, noi già dal giorno 1 ci siamo risbloccati tutto. Il gioco ce lo permetteva di fare già dal day one. Siamo noi che non avevamo le conoscenze di farlo. Ricominciamo una nuova partita, dobbiamo arrivare alla stanza 46. Leva la Dermod. Cosa ci serve fare? Mettere la pump room. Svuotiamo di là. Sappiamo dove prendere la chiave e sappiamo tutto il giro che dobbiamo fare. Virtualmente così si può fare in un giorno, non in 80 giorni. Ma questo fu trofeo.
È questo che domani voglio capire, perché se è solo per fare un trofeo, per fare una burla e un divertimento, una run non ce la proviamo. Sì, vabbè. Però se scopro, o vedo che qualcuno dice, o c'è già scritto che completando il gioco con questa modalità qui c'è un altro finale, No, questo si e prova a là ci fa'. mettiamo. Quindi Uguale, però sì. voglio capire se è una cosa accessoria o una cosa obbligatoria da fare. Quindi mo domani mi informo e vedo un pochino. Tanto. Ragazzoli belli, noi andiamo a Sì, dormire. sì. A domani. Buonanotte a tutti.